Sulla scala abbiamo una serie di dipinti risalenti alla metà dell'Ottocento e copertine di riviste raffiguranti in copertina degli atti di valore dei carabinieri. Questa è la vetrina ispirata alla battaglia di El Alamein, con un carabiniere in uniforme da paracadutista, con il cinturone particolare, porta piastrine di munizioni e di bombe a mano e con il classico elmetto modello 41 da paracadutista. Poi c'è un maresciallo, un ufficiale e sui sacchetti di sabbia una donazione avuta dal museo della sabbia della trincea di El Alamein. È un cimelio importante con della sabbia molto chiara, tipica del deserto egiziano, e dei proiettili italiani e un pezzetto dell'imbottitura di un elmetto di un nostro paracadutista. Qui abbiamo divise dei carabinieri delle divisioni che collaborarono con gli alleati dopo lo sbarco in Sicilia, e in particolare con quella foto identifichiamo uno di quegli elmi appartenuti a uno dei motociclisti che entrarono a Gorizia alla liberazione di Gorizia. Questa teca raccoglie la sabbia di Palidoro. A Palidoro venne ucciso Salvo d'Acquisto vicino alla torre e questa sabbia viene da quella località, e precisamente dai pressi della torre. La teca venne inaugurata dal fratello di Salvo, Alessandro, il 10 giugno del 2023, quando ci fu l'inaugurazione ufficiale del museo. Una vetrina dedicata ai carabinieri in Palestina, ai carabinieri guardia del viceré d'Etiopia, a quelli in Russia e infine due tributi ai due grandi terremoti in cui intervenirono i carabinieri, con le foto delle caserme anche crollate e le medaglie che vennero date ai carabinieri che intervennero in questi due grossi cataclismi. Nel 1884, nella zona di Massaua, le navi della compagnia Rubattino che portavano le materie prime in Europa erano continuamente attaccate da predoni che ne determinavano dei grossi rischi, per cui il Regno inviò sul posto 4 carabinieri a valutare la possibilità di piantare delle basi per un contingente interforze che potesse proteggere le navi. Questa è una di quelle divise. È una divisa bianca da fatica, è una divisa bianca tipica, specifica per i carabinieri, ed è la divisa più leggera che avevamo all'epoca e venne adottata per questa missione. Successivamente venne modificata in color bronzo, di cui ne abbiamo un esemplare qui sulla sinistra. All'inizio arrivammo con il fucile ad avancarica dell'epoca del 1860 e poi invece venne adottato nell'87 il moschetto il Vetterli da carabiniere, il fucile specifico con questo tipo di munizionamento. Durante la nostra permanenza a Massaua esplose la polveriera di Taulud, e quello è un pezzo del Corriere della Sera, un articolo che venne pubblicato per l'occasione, e un piccolo crest, chiamiamolo, creato con i colpi della fusione della polveriera, che causò il decesso di 2 nostri militari. La necessità di avere un certo volume di fuoco in Libia ci portò a aumentare e raddoppiare
la bandoliera, la cassetta della bandoliera come contenitore di proiettili, e quindi venne fatta questo tipo di composizione con due scatole della bandoliera portate nel petto con con delle cinghie per legarle sul collo, e questo poteva aiutare moltissimo ad avere una superiore potenza di fuoco anche in zone lontane da rifornimenti. Questo è il tributo al comandante di stazione. Stazione è la base della capillarità dell'Arma. Stazione Carabinieri è presente anche nei più piccoli paesi come presidio di legalità e di rappresentanza dello Stato. Qui c'è la macchina da scrivere, il telefono, il campanello della stazione Carabinieri dove chiedere aiuto, la lampada a petrolio in dotazione alla stazione e la foto di una stazione tipo in un giorno di festa. Tributo ai Carabinieri in Albania con una bandiera predabellica, le foto con i locali, le cartoline e il calendario di quel presidio e le medaglie date nell'occasione di questa campagna. Questi due primi piani sono dedicati ai carabinieri in congedo. Quindi i carabinieri, cessato il servizio, iniziarono dalla fine dell'Ottocento a riunirsi in società chiamate di mutuo soccorso, che poi divennero l'attuale Associazione Nazionale Carabinieri.